Come amministrazione comunale siamo felici di aver dato l'avvio ai lavori del restauro del Cavallo Colossale del Canova, un'opera imponente di uno degli artisti che hanno segnato profondamente la nostra città e la città di Possagno. Questo è stato possibile grazie non solamente al sostegno dell'amministrazione comunale, ma anche di diverse realtà private, in questo caso Banca Intesa San Paolo e la Fondazione Britannica Venice in Peril, che ci hanno dato veramente un sostegno importante da un punto di vista economico, e questo sta a testimoniare anche l'importanza del lavoro che andremo a fare. Oggi il cavallo è in fase di restauro, puntiamo a portarlo all'interno di musei civici entro un anno, e questa sarà l'occasione per valorizzare i nostri musei cittadini, Bassano del Grappa, ma oltretutto andremo a riconsegnare al mondo intero una delle opere più importanti di Antonio Canova. Voglio ringraziare il Ministero per i Beni Culturali, la Soprintendenza per il sostegno che ci ha dato nella progettazione, le varie realtà pubbliche e private che ci hanno accompagnato e ci hanno sostenuto in questa importante opera di restauro.